io ho letto che tu hai passato ovviamente per arrivare qui numerosi altri cucine di altri chef. Certo. E volevo che mi raccontassi una cucina in particolare che ti è piaciuto o uno chef in particolare tra i tanti appunto che hai conosciuto. Ecco qua, dopo questo video qua sarò Tutti gli tagliato. Allora, intanto io arrivo da Robbio e ci tengo a dirlo questa cosa qua. E No, ma Robbio dov'è, scusa? Robbio è in provincia di Pavia, ok? Patria del riso, va bene? E da lì poi sono andato a fare l'alberghiero a Varallo Sesia. Era un'istituzione una volta, tu pensa che era un vecchio albergo, quindi le classi erano delle stanze, però tu lavoravi e studiavi già in un albergo. Dirti un posto per non fare scelte azzardate rispetto uno all'altra, mi sono trovato bene con tutti. Ovviamente poi c'è il lato umano che lega un sacco, quindi con Alessandro Breda al ristorante Gelius, io con lui, cioè, non posso dirti che, e non posso negarti che c'è un legame molto particolare. Tanto che ricordiamo a Oderzo con una stella tra l'altro anche lì, Michelin, è un bellissimo locale, è un ristorante location, con un museo dentro. esatto. E al di là dell'architettura del locale, lui come persona mi ha legato, abbiamo legato un sacco, capito? Infatti mi ha anche contattato per andargli a fare un'apertura in Belgio, che tu saprai, no? E lì la cucina mi ha preso in mano molto di più, capito? Perché ero a fare il secondo in prima linea, i suoi piatti sono molto coccolosi, molto morbidi, non ci sono gusti molto particolari, quindi ci siamo trovati anche in sintonia anche su quello, oltre al lato umano anche sul lavoro. Bellissimo, quindi in questa intervista facciamo 2 recensioni, oltre al Fuori in Prato anche il Gelius. Vabbè, mi hai chiesto, non potevo. È bellissimo secondo me questa cosa qui, perché poi fra di voi sì, c'è una sana, diciamo, competizione, ma ci sono anche amicizie molto, Esatto. molto belle, insomma. Oltre al lavoro c'è anche il livello personale che è molto influente su questo lavoro.